Buonasera a tutti, visti voi, tenore di oggi, di 19 del mese di marzo 2026. Siamo sterratos ai tenore a questa edizione di oggi e cominciamo a sempre danne una cratera assadie come si presenta in questa ida nostra, si presenta di voi, in questa nuova spartinata al voi come ci sono un pacaunin, ci sono e cucuzzan e zucchelo insomma, però dai no che poi vai in dei voi tu che in tratto sono dei BIT non trasuna e satira insomma. Bene, dimostrano una sottaravallo proie. Poi non era praticamente messo coccolato in primo manzano, viene da Saldua, poi spalazzata, da Saldua in poi, e resta sole preno. Intanto non siamo staccati che cultivo e abba a ora del sasunne che 2 gradi temperatura massima, 8 gradi la minima e che dimostra che Napoli 1 grado sa massima, batto sa minima, spalazzato viene da 9 poi mostra carchinughedda, viene da sa stress e poi torna a spalazzare questa è la situazione. Incominciamo diretto da essa nuova, da aerei gli iscritti del stati in Probania, la presentazione del suo imbroglico che ha che specialmente se anziano, il comandante dei carabinieri Nicola ha presentato il suo capitano, insomma ha presentato varie forme di imbolico che possono succedere sia via internet, sia via telefono, sia in persona, presentandosi travestito dei carabinieri o di altre forze di sicurezza, insomma. Ecco no, che abbiamo diverse fasi di questa situazione, ecco no, che come ti sti spiegando, e no, che insomma ti sei così capitano. Bene, andiamo da innanzi e torniamo a toccamento che tocca da dare sabato 21 di marzo a Sasunne che la messa a una pranzo comunitario mercoledì 25 di marzo a Sasunne che messa e poi un'altra messa a Salvatore. Questo siamo vedendo adesso annosata, festa dell'Annunciazione, Santuario Santissima Annunziata di Bitti e sul comitato nuovo su appunto della annosata che non data questo stoccamento se comitata tutto a San Missa e a su pranzo. Bene, poi abbiamo l'orario del Sascot, allora io via che 9 di marzo da Sasotto a Salduasa, dottor Oronesu, poi Crasa non va nulla, manco su 20, sabato 21 di marzo da Sasotto a San 9, dottor Oronesu, poi si batte variazione di orario, se non è che da bolla scomunicano. Avviso questo este posso borsa dei studi nazionali a favore dei suoi studenti di 6 scuole secondarie di secondo grado 2025-2026. Poi poter assennere a questa borsa dei studi tocca dare un'ise assoluta di battore di chimista e 650 euro. Bene, Bosamento, primavera al parco di Tepilora, tour in quad, pranzo tipico, partenze dall'agriturismo Ertila, dal 13 al 19 aprile. Info prenotazioni 366 379 30 Kimbe 20 Batoro, pranzo tipico incluso, dove l'adrenalina incontra la tradizione e tocca identificare per l'Alegre che è organizzata Sardinia Experience Quad Tour e su agriturismo Ertila. Bisemolo, bene, andiamo da innanzi e poi abbiamo l'organizzazione della Polisportiva Bittese, poi su 31 di maggio torneo Pulcini primi calci, poi su duo de Lampata esordienti piccoli amici, può prenotare la squadra, tocca di telefonare poi sul primo torneo a Fabrizio
3 il batto il 2 57 che 21 706 che posso dire con un torneo a Quirico 3 il batto 7 048 82 280 stadio Pedro Burrai via Firenze BT. Oh, no, scusate, no, che cosa chi non fa natta, brinchiamo la satira, ecco qua, no, un attimo, scusate, batta qualche cosa, eccola qua, vi manca, il giornale mica l'ho brincato, questo l'abbiamo già atto. Scusate, il giornale non me l'ho usata registrato, se lo tocca di aeremo, non pacca pazienza, capo sul giornale, se lo storrare a mannare, bicchiere tu non pacco de ora, però la chimus in linea, casi no, dopo tornerà a cominciare, non è una cosa semplice. Allora, bazzero. Un attimo, e arrivano un attimo. Il giornale non me l'ho già inviato, va problema di linea in questo diese ed è veramente annoioso. Devo avere un po' di pazienza, chi arrivano, torniamo a corta e andiamo a vedere sul giornale chi sono, come sono arrivato, lo possiamo vedere tranquillamente. Un attimo, capito, torniamo sorta. Ecco qua, cominciamo da questa prima pagina dell'Unione Sarda, carburante, accise tagliate a tempo, per 20 giorni praticamente 20 centesimo de manco, decreto del governo per calmierare i prezzi, domani l'inserto dedicato agli effetti dei rincari, offshore, vento contrario, stiamo vedendo questa spalla eolica schippare, chi si torna in dai secco su questo programma, che prima della spalla eolica, la stop all'eolico offshore annunciato da Giorgia Meloni ha colpito nel segno. Pietro Pittalis e Salvatore De Ida, Forza Italia, difendono una transizione senza costi per le famiglie. Giuseppe Frau, Uniti, non sia un pretesto per aumentare le pressioni. Va bene. Sul colle di Sant'Elia resti di 2 nuraghi, maestosi ed imponenti, 2 piccoli giganti di pietra bianca davanti ad un orizzonte senza confini. Il golfo di Cagliari ha 2 nuraghi che sono stati scoperti sul colle di Sant'Elia dagli archeologi Giovanni Ugas, Raimondo Zucca, Carla De Plano, Nicola Sanna. Si tratta di un ritrovamento eccezionale che, se confermato dalle analisi scientifiche, è destinato a riscrivere la storia del capoluogo. E in effetti è un uraghetto raffazzonato. Non fate morire l'agricoltura, col diretto in piazza Cagliari, città nel caos, bloccato sul mezzo spesante, trattore schibbini a giro. Andiamo da innanzi, l'ho ucciso per evadere, parla l'ex boss Raduano, fuggito dal carcere cambiamo lo schermata che di cui non si denuda, ecco qua, parla l'ex boss Raduano, fuggito dal carcere di Valdecarros, mi sono sdebitato con chi mi ha aiutato con un omicidio in Corsica, ha morto un corsicano, insomma, dalla trappola del trading online alle telefonate che svuotano il conto. Siamo usati danni proprio delle truffe telematiche di cui è dato il suo capitano Caterino. Allora andiamo da innanzi, facciamo le attero, strade provinciali pericolose, il piano buche entro aprile. Il presidente Giuseppe Ciccolini, fondi regionali per tanti cantieri.
il consigliere Franco Solinas, gravi danni legati al maltempo. Torna la festa di Santo Francisco, il vescovo nomina 2 nuovi priori, Giuseppe Loddo e Luigi Puddighino, chiamati alla guida del Comitato 2026-2027. Il vescovo Antonello Mura nella giornata di ieri ha nominato i nuovi priori per la festa di San Francesco di Lula, targata 2026-2027, a sovraintendere alla plurisecolare festa dei Nuresi per la prossima annualità saranno Giuseppe Loddo e sua moglie Luisa Pulighedo, appartenenti alla parrocchia cittadina di San Paolo, che da tempo è in vigore la nuova modalità di scelta dei priori della festa di Santo Francisco. Ad oggi detiene il record di designazione questa parrocchia di Santo Paolo. Andiamo ad innanzi. Nuovi priori, questa è un'unione sarda a cui tengo nuova, nuovi priori felici ed emozionati. San Francesco, il vescovo sceglie Giuseppe Loddo e Luisa Pulighedo. Scintille in aula tra il sindaco Mereu e l'ex vice Taras. In Orgosolo è un problema veramente serio. Nuove polemiche nel Consiglio Comunale di Orgosolo sull'area naturalistica di Gorropo. Chi non chiede cedere a Forestas, però Chereneti Forestas assumata a Sente Orgolese. Nella seduta di mercoledì scontro tra il sindaco Pasquale Mereu e l'ex assessore e vice sindaco Gianni Taras, defenestrato dopo il no al piano di gestione di Suercone. Suercone invece confinata, mi pare che è Chindurgali, non Chindurgali, Chinoliena, Chioliena alludia deve dare a Foresta, ma Orgosolo non lo vuole dare. Per il primo cittadino che ha risposto ad un'interrogazione di Taras, l'ex numero 2 del municipio sarebbe in una situazione di manifesta incompatibilità per via del fratello della società di gestione del sito di Sugorropu, che ha presentato un ricorso al TAR con la richiesta di risarcimento al comune di 500.000 euro. Taras nel consiglio di Suercone del novembre 2025 uscì dall'aula prima del voto. Mereu ha detto in alcune occasioni ha preso parte a discussioni sull'argomento con diversi consiglieri di maggioranza e poi si è occupato attivamente dell'argomento sul quale sussiste la situazione di incompatibilità da lei stesso riconosciuta, facendo, da lui deve essere, facendo accesso agli atti del comune di Urzulei. Tara replica, eccetera, eccetera, un problema veramente serio, sempre in problematica. Stop all'offshore, nell'isola cambia il vento. Allora, le parole della Premier sull'eolico in mare rilanciano il dibattito. Forza Italia, basta costi in più per le famiglie. Forza Italia, no alla speculazione selvaggia. La maggioranza, cioè Forza Italia, Fratelli d'Italia, la maggioranza narrata dal governo, promesse non mantenute. La maggioranza regionale, chiaramente, basta con tecnologie non mature e costose come l'eolico offshore. Le parole di Giorgia Meloni hanno colto nel segno i Dem sono stupiti dal cambio di linea del governo, critici nel campo largo sardo, pentastellati e uniti per Torde, critici anche loro, condivisione invece da Forza Italia, Fratelli d'Italia e Riformatori, cioè comunque les ha piccato la bamboletta dai mani e quindi anche come prima potevano essere scontrari, come tocca ad essere a favore, può anche qualche cosa di diverso. Le reazioni: Pietro Pitali, segretario regionale di Forza Italia e vicepresidente della Commissione Giustizia della Camera, ricorda: per quanto riguarda la Sardegna c'è un lungo lavoro pregresso con la richiesta di un'attenzione secondo cui lo sviluppo della nostra regione debba passare da altre iniziative rispetto all'eolico. Siamo l'isola del turismo e questo assalto sia a terra che al mare è ingiustificato. Il PD dice la sua
da Cagliari con Antonio Solinas, presidente della quinta commissione, quella che si occupa di energia. Prendiamo atto con soddisfazione che il governo ha cambiato idea sull'eolico offshore, dice, dopo la bocciatura delle leggi sarde da parte della consulta, la giunta sta predisponendo il ricorso per impugnare la legge nazionale sulle aree idonee. In tempi contestuali, la quarta e quinta commissione stanno esaminando la Pratobello 24 e l'esecutivo sta lavorando ad un disegno di legge per dare alla Sardegna uno scudo normativo contro le speculazioni. Bisognerà vedere se si arriverà in Consiglio con una proposta unitaria. Di sicuro serve un impegno comune per raggiungere aggiustare la situazione, e poi bisogna chiaramente tutte le varie dichiarazioni e così via, insomma. 3.000 al corteo di Coldiretti, Unione Sarda. Senza l'agricoltura l'isola muore. Siamo d'accordo per questo. Qual Buessaba vogliamo condizioni adeguate per lavorare, l'impegno della politica, copertura totale dei danni di Henry. Legge terre pubbliche per il pascolo, nuova legge in consiglio. Vabbè, dopo però chi anche loro voca prusum. Il presidente Solinas, PD, riforma di 50 anni fa, deve essere aggiornata. Ieri i 3.000 di Coldiretti hanno chiesto l'avvio di una stagione di riforme, in particolare sulla gestione dell'acqua per le campagne e delle agenzie agricole. La politica, in modo trasversale, ha dato una risposta positiva. Per la verità, il Consiglio è già impegnato sul fronte della riforma dell'assetto agropastorale che risale a 50 anni fa. Va aggiornata, ha spiegato il Presidente della Commissione Attività Produttive Antonio Solinas, che ha annunciato una proposta di legge del Parlamentino che vada in questa direzione. Questo a conclusione delle audizioni delle organizzazioni agricole e dei rappresentanti delle cooperative che gestiscono il Monte Pascoli e dalle quali hanno preso parte anche gli assessori all'agricoltura Francesco Agus, del Demanio e del Patrimonio. Stiamo attenti però su questa questione che poi diventa una merese. Raduano, ho pagato la mia fuga con un omicidio, siamo redani di cose che si stimberto da essa galera di Bado e Carro, aiutato a tanto e viene a cantupare da essere scorsicano. Il racconto del boss della mala garganica, ora collaboratore di giustizia, pensato un pacco, con carogata tutto in galera lo sardo che l'hanno aiutato, evaso da Bado e Carros nel febbraio 2023, infatti in galera sono. Per giorni nascosto a Nuoro, poi in un casolare a Padro, in Corsica l'uccisione di un malavitoso locale, questo tipo con Emilia Libera e Savasta, che anche stati in galera sono sardi che lo hanno aiutato, questi sanno a te si cosa, questo che l'hanno acquato in Nuoro, quindi in Padro a già sa galera in parte sua. Un'organizzazione quasi perfetta e un omicidio per pagare, il disturbo dei fiancheggiatori. Doveva presentarsi in tribunale a Nuoro qualche settimana fa, ma la sua deposizione in presenza è stata rinviata per ragioni di sicurezza. Si è scelto allora di procedere in videoconferenza da una località segreta. Anche le modalità hanno contribuito a definire ieri il clima dell'udienza. Marco Raduano, il boss della mala garganica, evaso nel febbraio 2023 da Bado e Carros, e oggi collaboratore di giustizia, è apparso di spalle, inquadrata solo la nuca. L'immagine parziale ha restituito un'atmosfera tesa e sospesa in cui ogni parola sembrava avere un peso maggiore nel processo che vede imputati per il supporto alla latitanza del mafioso i due orunesi Antonio Mangia e Pietro Antonio Tolu, difesi dagli avvocati Ivano Iai e Giancarmelo Serra. Gli altri imputati sono già stati giudicati in rito abbreviato. In aula la distanza fisica e le misure di protezione
accentuavano la percezione di trovarsi di fronte ad un racconto delicato, cioè per un pacco questo già non ha aiutato un minchione di questo tipo, l'evasione e i contatti. L'ex boss della Mala Garganica ha risposto alle domande dei PM e del DDA di Cagliari, Danilo Tronci ed Emanuele Secci, davanti al collegio dei giudici presieduto da Elena Meloni, e a Latere Filippo Orani e Valentina Rostellato. Raduano ha spiegato di aver pianificato l'evasione per anni e 15 giorni prima ci fu il sopralluogo del complice che avrebbe dovuto prelevarlo, a cui mandò tramite un cellulare anche una foto del punto dove si doveva aspettarlo. Per anni ha studiato le vulnerabilità dell'istituto penitenziario, ho messo in atto ciò che avevo preparato, studiando le falle della struttura e utilizzando informazioni raccolte tra i detenuti. Fondamentale, secondo il suo racconto, l'aiuto fallito di un altro detenuto, Angelo Friggeri, suicida subito dopo il suo trasferimento da Badoecaro Rautta, che gli avrebbe fornito strumenti e indicazioni. Raduano ha inoltre parlato della disponibilità diffusa di microcellulari all'interno del carcere, uno dei quali gli sarebbe stato procurato da Vincenzo Mele. Durante la detenzione ha riferito di avere stretto rapporti con alcuni detenuti sardi, tra cui Martino Contu e Antonio Mangia, dirimpettai di cella con i quali avrebbe condiviso confidenze anche su progetti di evasione. Tra Bitti Orune e Padron, dopo l'evasione, Raduano ha raccontato che il piano cambiò all'improvviso. Il primo autista venne fermato dalla polizia e allora si nascose per alcuni giorni a Nuoro, per poi essere aiutato nella fuga. Mi sono addentrato in città, ho trovato rifugio in una casa disabitata per 4 giorni. Meno male che non ponete in mezzo a te la gente, non è che è disabitata. Poi è arrivato un altro autista, Tommaso Ruffer. Da lì avrebbe raggiunto Bitti, dove sarebbe stato raccolto da Conto, potete scrivere. L'unico riferimento che aveva dopo aver cambiato il piano era proprio la tabaccheria di Conto a Bitti. E successivamente Orune da Mangia, indicato come uno dei passaggi della latitanza. Secondo la sua versione, Mangia e altri lo avrebbero poi trasferito in un casolare e successivamente a Padru, dove sarebbe rimasto per circa 4 mesi, nascosto tra casolari, tende e una grotta. Ha descritto spostamenti su più auto, tra cui un fuoristrada e una Mitsubishi scura attribuita a Mangia. Tutto in galera che l'ho gettata. Gole profonde. I fiancheggiatori sardi, mafiosi. L'ex latitante avvalora la tesi della magistratura. Il Tribunale di Cagliari ad ottobre, nel rito abbreviato che ha condannato gli altri complici di Marco Raduano, aveva già affermato che a aiutare la latitanza di un boss è azione mafiosa. Su quelle condanne pende ora il giudizio d'appello. Ieri l'ex boss della Mala Garganica, evaso da Nuoro il 24 febbraio, Marco Raduano, oggi collaboratore di giustizia. Potete iscrivere. Sì, è difficile che in BCBC è colato, ma comunque che lo sai che stanno in galera. Medici, in 2 anni altri 231 pensionati. Conto Fimming, adesso il sindacato Fimming, chiediamo più coraggio e un investimento nella formazione. Assistenza di base nell'isola, mancano 496 camici bianchi. L'assessorato alla sanità, in campo azioni per invertire la rotta. Questa è una buona cosa. Disabilità, un aiuto a 32.000 sardi. L'ANMIC presenta sabato a quarto il report 2025. Disabilità,
Il quadro è sempre più preoccupante. Nel 2025 le richieste di assistenza in Sardegna sono state oltre 32.200, con un incremento del 67% rispetto all'anno precedente, da El Nugia. Sono i numeri diffusi dall'AMNE, Ente Nazionale di Tutela e Rappresentanza delle Persone con Disabilità, che sabato alle 9.30 nello spazio Michelangelo Pila a Quartu presenta il report sull'attività svolta nell'ambito dell'incontro Trasparenza e Impegno. Tutto buono anche. Cagliari, 3 mesi dopo, il gran ritorno di Deiola. Dove eravamo rimasti? Chi siamo perdenne. Sangavinese pronto per il Napoli. Il Sangavinese potrebbe anche giocare dall'inizio e giocano a Canno Crasa a Dittora. Allora Cagliari-Napoli 18:30, Crasa che è Napoli. Andiamo da innanzi. La voce della banca al telefono, il conto sparisce in poche ore. Siamo dessa struffa, scatenato ieri su Capitano, Caterino, Secci, prima ti rubano la fiducia, poi le password e i soldi. E come te ha che ne costa? Vabbè, l'ho spiegato ieri su Capitano, le truffe online non hanno la faccia dei criminali, hanno la voce gentile di un funzionario di banca, l'accento e l'assicurante di una segretaria, persino il numero giusto della polizia postale. E questo è il punto, dice l'avvocato sassarese Tonino Secci. I truffatori non rubano solo le password, rubano la fiducia. Nel suo studio sono arrivate storie che spiegano perché nessuno può dirsi al sicuro. La banca fantasma. Una mattina una professionista riceve una telefonata, dall'altra parte della linea c'è un uomo cortese, impeccabile, si presenta con nome e cognome, un dirigente della banca BNL. Dice di chiamare da Roma, conosce il conto della signora, i suoi movimenti, persino le cifre depositate. E soprattutto porta cattive notizie. Signora, il suo conto è sotto attacco, ci sono operazioni sospette, dobbiamo intervenire subito. La paura è il primo ingranaggio della truffa. L'uomo spiega che l'unico modo per salvare i soldi è svuotare immediatamente il conto e trasferire il denaro su un altro conto. Sicuro? No, un conto sicuro, che lui stesso fornirà. Tutto sotto la supervisione della banca, assicura, e della polizia postale. La cliente non è una sprovveduta, è una dottoressa. All'inizio esita, ma il finto dirigente rilancia. Se non si fida può chiamare direttamente la polizia postale. E lei lo fa. Risponde qualcuno che conferma tutto. Sì, stanno indagando proprio su quelle operazioni fraudolente. Bisogna agire subito. Peccato che anche la telefonata sia parte della messa in scena. Avevano clonato il numero, racconta Secci. Quando la signora componeva il numero della polizia postale, dall'altra parte rispondevano i truffatori. A quel punto la vittima è completamente dentro la storia. Guidata al telefono, va in banca e trasferisce il denaro. Gli impiegati allo sportello non sospettano nulla. Per loro è una normale operazione. Il falso funzionario le raccomanda: non parli con nessuno, potrebbe esserci una talpa anche in banca, spiega l'avvocato prima. Prima partono 33.500 euro, poi arriva una seconda nuova telefonata, bisogna svuotare anche il resto del conto per sicurezza. La sera stessa il conto è azzerato. Solo dopo la donna scopre la verità. La banca non sapeva nulla, la polizia postale non aveva mai ricevuto alcuna segnalazione. Era tutto costruito per creare fiducia, dice Secci. Sapevano persino quanti soldi aveva sul conto. È questo che spaventa. La banca ha risposto che le operazioni erano state autorizzate dalla cliente e che gli addetti allo sportello non hanno la sfera magica, insomma nessuna responsabilità. E che l'hanno ciucciato tutto. Vola perché tu contare questa cosa che è importante, guardate bene a non birugare.
e no che poi finto trading online, truffa da 50.000 euro, la vittima era un sassarese, finisce nei guai, un sedicente broker residente in Sicilia, la querela dopo tante somme versate e nessun investimento, questo per tiatinare può investire invece se che lo puniate in busacca, vabbè qualcuno l'ha fatto pure in bici questo, controlli antiriciclaggio ignorati, chi ha perso tutto va risarcito, l'ipotesi cui i flussi di denaro dovevano essere monitorati e invece rinchiucciano sui nari che chi nessuno ne bibavete. Verso il nuovo piano paesaggistico, la tutela strumento di sviluppo, articolo della nuova Sardegna. La Regione avvia la revisione del PPR approvato nel 2006 dalla Giunta Solo. Spanedda, passiamo dalla trasformazione del territorio alla sua valorizzazione. Questa è un'operazione veramente importante. Dopo 20 anni la Sardegna rimette in mano al suo strumento più importante di pianificazione del territorio, il piano paesaggistico regionale approvato nel 2006 dalla Giunta guidata da Renato Solo. 2 decenni fa divenne uno spartiacque, fissando regole, limiti, visioni, soprattutto sulla tutela delle coste. Oggi la Regione ne avvia la revisione, un passaggio delicato perché nel frattempo il territorio è cambiato, come anche la direzione delle speculazioni e gli equilibri, le fragilità e le emergenze dell'isola. Tocca quindi dell'aggiornare. Società unica degli aeroporti, Vittor Ramos incostate la truffa, centrodestra critico, silenzio di Fratelli d'Italia che è mani in pasta di Fratelli d'Italia. Allora, no da riformatori e centristi, meloniani divisi tra Cagliari e Roma. Dopo Forza Italia, anche gli altri partiti del centrodestra intervengono sulla delibera di giunta che avvia il percorso per integrazione industriale dei 3 aeroporti sardi. All'appello, guardate bene come lo stantivo usate, l'integrazione industriale. Perfetto sono. All'appello manca solo Fratelli d'Italia che, se a livello regionale è fortemente contraria all'operazione, a Roma la sostiene con vigore, da cui l'imbarazzo a intervenire con una sola voce. L'esponente di Sardegna Centro 2020, Alberto Urpi, invece critica nettamente l'operazione. Siamo di fronte ad una scelta surreale che offende il buonsenso e danneggia la Sardegna. La Regione sta per cedere a privati un bene strategico costruito con i soldi dei sardi e per farlo è disposta persino a rimettere soldi pubblici, cioè 30 milioni, poi che questa operazione vi pone 30 milioni di euro. Io l'ho spiegato bene in un articolo che ho scritto questa cosa, ma non posso essere parraco becchino e dottore, purtroppo non me l'hanno pubblicato, ma la cosa l'ho studiata a fondo, cioè la regione Assaine è andata a controllare il 7,2% di questa holding, e cioè non conta nulla. È dato un aeroporto di 450 milioni di euro e aggiunge 30 milioni di euro per questa operazione. No, non è possibile. Non è possibile. Aiutato a fuggire da sardi e corsi, mi sono sdebitato con un omicidio, con gli articoli di Unione Sarda, questa stessa nuova Sardegna, e non voglio rallegare che questa pure è un'operazione incredibile. Questo coglione praticamente si è stato aiutato, mafioso, è stato aiutato da gente sarda che come sono nei guai, cioè l'hanno aiutato chissà per quale motivo, cioè il tennisco, solidarietà tra detenuti, cose di questo tipo. Sicuramente non vanno guadagnato nulla, ma vanno guadagnato anno di galera, che poi questo è diventato gola profonda. Cioè, basta rammentare sul caso di Emilia Libera e Savasta, che è stato mandato in Sardegna per colonizzare per conto della brigata Ruia, e tutti i che lo hanno aiutato praticamente, che sono finiti in galera.
mai si vedere di questa gente. Sanità, inaugurato in radioterapia il nuovo acceleratore lineare. Siamo già danni dell'ospedale San Francesco, abbiamo già dato ieri di questo argomento, di questa bella attrezzatura, un dispositivo all'avanguardia per trattare i tumori. Cabras narra con questo nuovo macchinario potremo ridurre i tempi dell'intervento, cioè intervenne prima su questo tumore in modo tale che possano sanare lo poverito che si sono immalaitato. Imprese vincenti di Intesa San Paolo, c'è anche il gruppo Fratelli Loi. Guardate bene, Fratelli Loi non sono all'argo, non inquinano lo sei, uno Pradis Chiso Zio Subiato Como de Corbedu, sono diventato un impero, hanno fatto Albergos in Totue, la italiana alberghi premiata a Torino dall'Istituto di Credito, cioè è stata veramente un'operazione industriale non de poco conto. La italiana alberghi del gruppo Fratelli Loi è l'impresa sarda che si è aggiudicata il riconoscimento nella nuova edizione di Imprese Vincenti, il programma che la divisione Banca del Territorio di Intesa San Paolo, guidata da Stefano Barrese, dedica alle eccellenze imprenditoriali del paese. Tra le 10 PMI, piccole e medie industria, Piemonte, Valle d'Aosta e Sardegna, protagoniste della sesta tappa del tour di Imprese Vincenti, Italiana Alberghi ha rappresentato l'isola nel settore del turismo di fronte ad un'ampia platea di imprenditori, illustrando i propri progetti di crescita in Italia e all'estero. Ana Albergo in tutta una struttura ricettiva incredibile, ecco poi te la dire, stai telesco proprio posto sul problema, cioè allora è chiaro che oggi noi non siamo attrezzati in termini ricettivi, mentre abbiamo due spazi rosei che è attrezzatissima in questo settore. Siamo sperdersi in scuola che non vanno nulla, che abbisse tutto, insomma, però rosei pro como resta assicurata una residenza dei suoi scienziati che sono venuti a Inocche, e quindi se sono scienziati sono a rosei, se in scuola sul liceo che sta in scuola, le scuole scientifiche stanno in Nugolo e l'università sta in Olbia. A Savine tocca dare qualche che già sta il telescopio ha pure segno visibile del profitto pure questa zona che poi è la zona che ponete sul territorio, insomma, ecco, questo è il problema di risolvere un investimento metà mano, ma in questo investimento in qualche maniera beccheremo entrare. Carburante, stop ai rincari, c'è lo sconto di 25 centesimi, il decreto riduce i prezzi per 20 giorni e introduce controlli. Vabbè, non è spacco, con 20 centesimi non sono pacco, sta aumentato di meta su gasoli specialmente, che come uno spazio concorrenziale che sa benzina, cioè tutte le schibbiamo le macchine da gasolio, praticamente siamo restato il fricato, ma non per aumento che è stato come, ma per fatto che il governo ha aumentato l'accisa sul gasolio in modo tale che è poi stata superata il prezzo della benzina. L'intervento sul caro carburante, saltato nel Consiglio dei Ministri di martedì scorso, alla fine arriva sul tavolo del governo a 4 giorni dal referendum sulla giustizia. È chiaro che questa è un'operazione politica, pro nare nemici, noi siamo soldi sul sì e possiamo darne 25 centesimi al litro, quindi votate a noi. Decreto legge varato a Palazzo Chigi alla vigilia della partecipazione di Giorgia Meloni al Consiglio europeo. Punta l'operazione a contrastare l'impennata dei prezzi di gasolio e benzina causata dalla crisi dello stretto di Hormuz. Bene, andiamo da innanzi, il veloce scappo, dopo letto un articolo in treo. Guerra in Iran, Israele ha attaccato i giacimenti di gas, missili di Teheran sugli impianti del Qatar,
cioè no, che la zona sporcanne, come sono attaccate sull'impianto, su chi raffinano e estrae su gas e su petrolio, e questa cosa non si iscritti come è andata a finire sicuramente male. Targa e polizza per i monopattini, scatta l'obbligo per i mezzi elettrici ai trasgressori, multe fino a 400 euro, cioè praticamente pure sul monopattino deve essere identificato e deve avere una polizza. Posso danno, schippo, fachere, protestano i consumatori, una tassa mascherata con la scusa della sicurezza. Beh, ragazzi, tutte le tasse sono mascherate. Robot marini e pellicole intelligenti, questa è una cosa molto interessante. Presentazione del progetto INS, una pellicola alimentare capace di prolungare la vita dei cibi realizzati dagli scarti della liquirizia. Realizzata questa pellicola, soluzioni digitali per migliorare qualità e sicurezza dei prodotti deperibili, cioè imbollicare in questa pellicola che durare di più. Una piattaforma per rendere più efficiente la filiera turistica, tecnologie di robotica marina e intelligenza artificiale per il monitoraggio ambientale. Sono alcuni dei risultati del fondo SPOC 4 Film, lo strumento finanziario sviluppato dal progetto INS, e INS è sovvenzionato dal PNRR, che saranno presentati domani alle 9:30 all'auditorium del Banco di Sardegna di Cagliari. Troppo a largo, questa cosa mi interessa veramente, ma oggi che si ascolta adesso il gasolio ed si schina può biannare, e non è una cosa semplice. Allo sviluppo di questi progetti basati su innovazione e sostenibilità hanno contribuito in maniera determinante ciascuno per il suo ruolo le due università di Cagliari e Sassari, il Banco di Sardegna e la Camera di Commercio di Sassari. Bene, ne siamo contenti, sia di questa pellicola sia di questa scoperta da carburanti. Il governo taglia questo unione, satellite Sanuoma, via libera allo sconto di 20 centesimi, no, che da 20 in effetti è 20 chimbe. Combustibili, strade alternative contro la crisi. Puntare ancora di più sulla diversificazione delle fonti di approvvigionamento dei combustibili, una scelta essenziale come ha insegnato lo scoppio della guerra in Ucraina e che sta confermando quella contro l'Iran. Così, ancora prima dell'attacco di USA e Israele, le società italiane in particolare Eni, stanno diversificando le fonti di rifornimento, come ha ricordato il ministro della difesa Guido Grossetto. Penso che l'Italia si stia attivando attraverso le grandi aziende che ha. L'Eni è una delle più grandi aziende a livello mondiale nel campo dell'energia. Si è attivata con lo stesso Venezuela, con canali africani, con i canali asiatici come l'Indonesia, per coprire la mancanza che potrebbe arrivare dalla chiusura di Hormuz. Nucleare iraniano, Donald tradito, la numero 1 dell'intelligence USA, ritratta sugli impianti di Teheran, cioè questa ha dichiarato che non è vero che in Teheran appunto arrivare a questa bomba atomica, ma questo è normale, è la cosa di Saddam, eccetera, eccetera. Gelo su Trump e difesa dell'ETS, l'UE si divide al summit. Il 27 esitano sulle scelte sullo stretto di Hormuz nella notte faccia a faccia Meloni-Hertz. Dovrebbe essere il summit del definitivo rilancio della competitività europea, della roadmap per riguadagnare una leadership economica nel mondo, e invece un nuovo vertice segnato dall'emergenza, ed è stato ancora una volta Donald Trump, dopo la crisi dei dazi e il dossier Groenlandia, a rompere le uova nel paniere dell'Europa. E quindi che zombesito storra. Partito di Sasideal, gas e greggio nel mirino di Stati Uniti e Israele, colpiti gli impianti petrolchimici, ma ora Trump potrebbe fermarsi. Intanto Tel Aviv minaccia tutti i vertici iraniani sono nel mirino, a uno lo este. Uccidenne,
giustiziato uno svedese in Iran, questo era una spia sionista, sviatonossiata. Gli Ayatollah non riconoscevano la sua doppia nazionalità. Stoccolma ripugnante, cioè praticamente ha dichiarato iraniano Povorza e l'ha intolato. A Stoccolma l'annuncio ha provocato profondo sgomento. A circa 9 mesi dall'arresto, l'Iran ha messo in atto la condanna a morte di Kouros Keiani, cittadino provvisorio anche di nazionalità svedese e accusato da Teheran di spionaggio in favore del regime sionista, ovvero Israele. Un'esecuzione a cui il governo scandinavo ha reagito duramente, convocando l'ambasciatore dell'Iran in segnale di protesta. È ripugnante, ha dichiarato il primo ministro Ulf Kristersson dell'agenzia T. Keiani, secondo l'ONG Rama, era stato preso in custodia durante la guerra dei 12 giorni di giugno. Stando alla sentenza, aveva fornito ad agenti del Mossad immagini e informazioni su luoghi sensibili del paese. I media scandinavi riportano che Keiani era arrivato in Svezia nel 2015, ottenendo la cittadinanza 4 anni dopo che era partito dall'Iran. Vabbè. Il regime si riorganizza e prepara la rappresaglia. Dietro Mojtaba Khamenei cresce l'influenza dei falchi dentro il governo, cioè con bisogno di tutto questo giovane Pasdaran, che sono un peso del satiro, e che in questo terminiamo questa novella di oggi, non chiamo Ginoca Curto sulla sigla di tancatura, eccola qua, e tancamo questa novella di oggi dopo 47 minuti e 45 secondi. Poniamolo audio, che non veste, eccolo qua. Intanto salutiamo Nina Carai, buonadì Nina Carai. A mezzo vedere di buona tutto da Ebezzi TV, adioso e mezzo.